Renato Bressan, segretario generale dello SPI CGIL Friuli Venezia Giulia. L'inverno demografico diventa sempre più freddo, si aggravano i problemi per il mercato del lavoro, si aggravano i problemi per la tenuta del sistema previdenziale, ma si aggravano anche per l'assistenza agli anziani. Perché? Sì, abbiamo visto con gli ultimi dati Istat che sostanzialmente nel giro degli ultimi 15 anni abbiamo perso più di 30.000 abitanti e le proiezioni al 2035 ci dicono che ne perderemo circa altri 10.000. Dentro a un quadro di perdita di popolazione vediamo un aumento considerevole della popolazione anziana che ormai è vicina al 30% e nel giro di qualche anno supererà il 30% e una caduta libera invece per quanto riguarda la fascia di popolazione più giovane. Questo non solo mette a rischio quelli che sono i tassi di attività perché viene a mancare la forza lavoro, ma soprattutto l'aumento della popolazione anziana e dei grandi anziani oltre gli 80 anni che aumentano in maniera significativa, necessita, come dire, di maggiore spesa sanitaria e sociosanitaria e soprattutto di strutture territoriali di medicina che al momento, come dire, sono carenti nella nostra regione. Chiediamo alla regione, ai comuni, alle ASL e a quant'altro agli operatori del settore di potenziare i servizi soprattutto agli anziani, anche perché ci troviamo di fronte a una situazione di isolamento sociale per centinaia di migliaia di persone, soprattutto nelle aree interne, che vivono in isolamento sociale e che quindi, come dire, mettono a rischio anche quella che è la propria tenuta di sopravvivenza in questi territori.